Buonasera, magari con un po' di ritardo direi che possiamo iniziare e ovviamente all'inizio io ringrazio il padrone di casa, a cui lascerò tra poco la parola per l'ospitalità che ci dà in questa bellissima sala del Consiglio Comunale, quindi Sindaco io la ringrazio veramente per l'abituale cortesia e la disponibilità. Premetto che abbiamo dovuto rivedere un po' quella che era il nostro programma di questa sera. Non avrei dovuto essere io a farvi i saluti, ma doveva essere Andrea Bellavite, però abbiamo l'assenza di Franco Fornasaro, che per ragioni di lavoro non è qui con noi, e quindi abbiamo un po' modificato la scaletta. L'autore nostro, De Giusti, che ringrazio per essere presente, doveva dialogare con Franco Fornasaro, dialogherà con Andrea Bellavite e, senza far torto ovviamente a Fornasaro, penso che la qualità e il livello non mancheranno comunque, e dovrei dire grazie Andrea per esserti prestato. I ringraziamenti agli ospiti e a chi è con noi questa sera, e ovviamente anche a tutta una serie di sponsor che permettono alla nostra rassegna di ripercorrere e di percorrere il territorio della nostra provincia, ma anche oltre, come lo testimonia oggi, e ad esempio l'uscita che poi faremo sabato al di là del confine, per l'esattezza Solcano-Salcano. Questi sponsor permettono ormai da 16 anni alla nostra rassegna di vivere, crescere, essere conosciuta non solamente a livello locale, ma anche a livello regionale, a livello nazionale. Io vi pregherei, magari avete le brochure, ci sono le locandine e anche i roll-up, di vedere voi quelli che sono i nostri collaboratori, i nostri sponsor o altro. Mi preme ricordare questa sera uno che però riassume tanti. Ricordo il consorzio Doc Friuli della Venezia Giulia, che raggruppa tantissime ditte del nostro territorio, isottino e friulano, e che quest'anno hanno voluto essere con noi, accompagnare ogni nostro appuntamento, ogni volta con una azienda vitivinicola diversa. Abbiamo qua questa sera il direttore di Cavolani, che ringrazio anche lui di essere presente, al quale chiederò alla fine del nostro incontro di raccontarci un po' le vicende di questa importante azienda agriccola e spiegarci quello che berremo, il vino con il quale faremo il brindisi. Io, prima di lasciare la parola al sindaco, ricordo che oltre all'appuntamento di oggi, noi avremo un appuntamento a Gorizia, all'Auditorium Formedil, con la prima di un libro di Giustina Servelli che si chiama Capire il confine. Servelli, docente all'Università di Lubiana, scrittrice e giornalista, che dialogherà con il direttore del Primorsky Dnevnik, Igor Teletak, un evento fra l'altro in collaborazione con Voci a Est, libri, podcast e parole. La settimana questa, che è la seconda settimana del libro delle 18.03, poi si concluderà, come dicevo prima, con una nostra uscita a cavallo del confine a Salcan, e guida preziosa sarà Andrea Bellavite, che ci accompagnerà a conoscere i posti meno scontati e meno conosciuti di quella frazione di Nova Gorizia, e poi
all'ora giusta ci accompagnerà anche a visitare il borgo di Montesanto e la trattoria Peregrino, dove avremo occasione di rifocillarci. Penso di essermi ricordato tutto, io lascerei la parola al signor Sindaco per i saluti. Grazie. Grazie. Facciamo un applauso fuori che ormai è la terza edizione che facciamo l'Aquileia, no? È vero? Quindi ormai è una cosa che Aquileia sente sua. Questo libro delle 18.03, che questa sera dovevano essere i libri delle 18.03, quindi forse è per quello che è mancato qualcosa, ma grazie ad Andrea Bellavite, che oltre ad essere un amico, direttore della Società per la Conservazione della Basilica, tra l'altro ci ha in qualche modo collegato a questo mondo di questa iniziativa veramente pregevole. Libri, cultura, esperienze, quest'anno con un tema molto interessante legato anche all'idea del viaggio, dello spostamento dei popoli che si incontrano, si scontrano, anche come tra l'altro viene raccontato all'interno di questi volumi che questa sera verranno presentati. Do il benvenuto naturalmente a uno degli autori e saluto a distanza l'altro autore, che speriamo di avere da Aquileia prossimamente. E che cosa dire? Dire di questa iniziativa che si sposa benissimo con il momento che stiamo vivendo, perché le tematiche, tra l'altro appunto, che vengono espresse, per esempio in 3, che è appunto il libro di Giusti, che parla di questa sorta di tesi che viene rivelata alla fine di questi 3 generali, no? Che in un certo modo capiscono che era tutto inutile quando si parla di guerra. E ci piacerebbe che in questo momento ben preciso che stiamo vivendo lo capissero prima quelli che la stanno facendo la guerra. E alle porte di un anno importante per la nostra area geografica, Gorizia 2025, che parla dell'abbattimento dei confini, che parla della possibilità di convivere fra culture anche vicine ma diverse, perché la diversità è una cosa bella, non è che dobbiamo per forza omologarci e per forza ed avere un unico tipo di cultura, perché no, insomma, l'importante sarebbe riuscire a capire, a trovare quella formula per riuscire veramente a prendere il meglio da tutte le differenze che ci sono. E sicuramente questo appuntamento di Gorizia 2025, che vedrà sicuramente il libro delle 18.03 anche forte, penso che stiate già lavorando in questo senso, è forse un momento che ha molto senso quando si parla di capitale europea della cultura. In più c'è il Giubileo, che è un altro importante momento che che sta per in un certo modo colorando quello che sarà il nostro 2025, e anche lì è un tema proprio quello dei popoli, quello delle cosiddette chiese, insomma, che sono anche queste differenti. La chiesa di Aquileia nasce differente da quella di Roma, però diventa chiesa giubilare, quindi è una riflessione importante che forse dovremmo fare di come piano piano con quello che può essere l'intelletto, con quello che può essere le modalità del dialogo, si possono poi superare anche le problematiche che paradossalmente invece in questi giorni ci sembra veramente difficile superare. Noi siamo per questo tipo di cultura e quindi ringrazio veramente tutti, ringrazio ancora una volta Paolo per perseverare, insomma, in questa tipologia di azione, di diffusione della cultura, e vi auguro a tutti e a tutte una buona serata. Grazie. Buonasera, grazie Paolo per l'introduzione, grazie Emanuele che è sempre molto presente, devo dire, in tutto quello che è buono e bello e anche nelle difficoltà in Aquileia, e sa anche trovare le parole giuste in ogni occasione, quindi grazie veramente. E sì, io non sono molto preparato perché il format di stasera doveva essere un po' diverso, però lo stesso mi fa piacere dire 2 parole introduttive. Intanto i 2
autori di cui parliamo stasera, uno presente, l'altro non presente per motivi di lavoro oggettivi. Sono due autori che conosco da tempi diversi. Ecco, Franco Fornasaro lo conosco da almeno 3 decenni, abbiamo percorso diverse strade insieme e ho sempre apprezzato molto di lui la capacità di unire un mestiere bellissimo, quello del farmacista, con una rara umanità, una rara capacità di leggere ciò che c'è di umano nell'attualità, cioè nell'oggi, ma anche nel tempo. Mi ricordo, credo, il suo primo romanzo, che era dedicato a un cavaliere medievale che lui aveva immaginato trovando nella sua, peraltro bellissima casa nel centro di Cividale, un po' di ossa mentre faceva dei lavori. Ha immaginato questo cavaliere e ha raccontato la storia del Friuli di quel periodo attraverso questo sguardo di romanzo storico. Ma nel libro di oggi, che è anche un romanzo, sconfinare per sopravvivere, ha una grande capacità di cogliere quello che diceva prima il sindaco, questa mescolanza di popoli, di culture che rendono così particolare questa nostra terra, le lingue, la diversità. E poi a tutto questo Franco unisce un amore per la natura straordinario, certamente gli deriva anche da una grande competenza sul piano farmaceutico. Forse molti di voi lo ricordano perché per un lungo periodo teneva una rubrica settimanale la mattina su Radio 1 che parlava di piante e poi da questo spaziava raccontando tutto il raccontabile partendo da dei piccoli particolari. E lo ricordo volentieri anche perché nel libro che abbiamo scritto alcuni anni fa sul Cammino Celeste, che è un volume pubblicato da Ediciclo, che è una guida passo dopo passo da Aquileia al Monte Lussari, lui ci ha regalato una appendice abbastanza consistente di una 30ina di pagine in cui scrive come un camminatore, come un pellegrino può tutelare le proprie gambe, i propri piedi, la propria salute, il proprio stomaco camminando per tanti giorni lungo una via. E ci ha regalato questo gustosissimo e allo stesso tempo utilissimo vademecum che abbiamo appunto inserito all'interno di questo libro. E con lui comunque abbiamo avuto anche varie altre modalità di frequentazione, per cui sono molto contento che questa sera possa essere presentato questo suo libro dal titolo accattivante e affascinante, Sconfinare per sopravvivere. Tra l'altro quest'anno mi pare che quasi tutti gli episodi di questa stagione del libro del 1803 abbiano proprio come elemento comune questa idea del confine, dello sconfinare, della frontiera, la differenza tra la frontiera e il confine, eccetera. E c'è con Lorenzo De Giusti, personalmente ci conosciamo da meno tempo, credo che ci siamo sentiti alcune volte per vari motivi, ma la volta in cui abbiamo parlato di questo libro, di 3, è stata una bella esperienza, un ricordo di Don Pierluigi di Piazza che è stato portato a Sant'Osvaldo a Udine, un luogo che Don Pierluigi frequentava molto, e lì ci siamo trovati, abbiamo parlato un po' di questo testo. Però abbiamo qualcosa in comune, importante, qualcosa in comune, cioè abbiamo in comune il comune di Aiello del Friuli, dove Lorenzo De Giusti è nato e con questo paese ha ancora molti rapporti. Un legame poi anche con la sua famiglia che per quanto mi riguarda dura da molto tempo. Il paese di Aiello è un paese che certamente mi rimane molto nel cuore, dove ho passato 5 anni come parroco e 5 anni come sindaco, e vivendo un'esperienza credo assolutamente originale di affrontare in 2 modi molto diversi la vita di una comunità. E devo dire insomma che in modi diversi, ma la famiglia De Giusti è stata un punto di riferimento senz'altro per il paese, ma certamente anche per me, soprattutto negli ultimi anni di sindaco, dove c'è stata una collaborazione sul piano dell'accoglienza dei migranti. Insomma, prima parlavamo della pace
necessità di recuperare la dimensione proprio in queste terre, la dimensione di pace in terre dove il nazionalismo e le diversità non sono state sempre opportunità o riconosciute come tali, ma che oggi però tendiamo a diventare capitale europea della cultura. Ecco, così l'altro tema fondamentale di questo tempo è il tema delle migrazioni di popoli. Il nostro confine è un confine di arrivo della rotta balcanica e l'esperienza più bella per quanto mi riguarda no, forse la più bella no, tutte le esperienze che ho fatto come sindaco ad Aiello sono state belle, ma questa più significativa è stata certamente l'accoglienza nel sistema SPRAR, che oggi si chiama SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, di 14 persone che si sono poi alternate, alla fine erano 42, che hanno vissuto in alcuni appartamenti all'interno del paese e tutti questi che sono passati per Aiello poi sono usciti trovandosi un lavoro, trovando una casa e trovando il ricongiungimento familiare, almeno la maggior parte di loro. E tutto questo, devo dire, è stato reso possibile da persone che hanno capito quanto questo passaggio era importante. E secondo me lo hanno capito proprio perché avevano una testa e una mente e un cuore aperti universalmente. E questo rientra anche nel libro 3 di Lorenzo De Giusti. Un libro che ci parla di tre paesi, di una zona che personalmente amo appassionatamente, che sono i Balcani, 3 paesi dei Balcani, che sono, secondo me, il vero confine, il confine dei confini. È proprio una ampia zona in cui c'è questo coacervo di culture, lingue, in questo caso anche religioni, modalità di vita completamente diverse le une dalle altre, in tensione e in buon rapporto. Quest'estate sono stato a Visegrad dopo aver letto il Ponte sull'Adrina di Ivo Andrić, era impossibile non andare a vedere questo luogo che è quasi un ponte all'interno di questo ponte che sono i Balcani, e quindi potremmo dire che il nostro territorio, Gorizia, Nova Gorizia, Trieste, questo nostro confine è un confine dei confini, è il confine di una zona di confine, di una grande zona di confine. Ecco, concludo dicendo che tante volte leggiamo testi che riguardano popoli, culture, nazioni, stati diversi, li leggiamo con curiosità, con attenzione. C'era un mio amico africano che diceva che quando uno va in Africa per una settimana, quando torna scrive un libro. È vero. E se uno ci va per un anno, quando torna scrive un articolo. Se uno ci va per più di 2 anni non scrive niente, perché capisce che è diverso vivere all'interno di una realtà che andare su e giù viaggiando con una dimensione che per lo più può essere turistica. Ecco, non è il caso di Lorenzo De Giusti, in cui questo libro racconta storie che sono storie di relazioni, storie di rapporti, storie inserite dentro questi mondi, non visitati così per un reportage giornalistico o per una visita turistica che colpisce come potrebbe colpirmi me il viaggio fatto quest'estate nei Balcani, dal quale all'inizio appunto volevo ricavare un libro, ma qui invece si tratta di qualcosa di molto più profondo, di molto più inserito dentro la realtà, la vita, la storia di popoli rappresentati da incontri interpersonali che diventano racconti gustosi, interessanti, affascinanti di storie individuali che rappresentano storie collettive. Detto questo, lascio la parola a Lorenzo, che presenterà maggiormente il libro di Franco Fornasaro, ma dopo magari la sua introduzione vediamo un po' di dialogare, di confrontarci un po'. Ovviamente non siamo neanche in tanti, quindi potremo benissimo dedicarci a dialogare, a confrontarci tutti insieme con interventi, domande, approfondimenti assolutamente liberi.
I Balcani rappresentano la storia dei Balcani, rappresentano i confinamenti e gli sconfinamenti. È una storia piena. Tutti quanti ricordiamo l'aforisma di Winston Churchill. I Balcani consumano più storia di quanto riescono a digerire. Cosa significa? Significa che è una storia enorme, infinita. Vi leggo 2 righe, nessun problema. Dov'è? 2 righe del libro di Fornasaro, citando il libro di Fornasaro. Dice, pagina 101, che tipo di persone sono i bosniaci? Queste sono le persone più complicate del mondo. Con chiunque la storia non ha scherzato come con la Bosnia. Una frase abbastanza pesante. Ieri eravamo quello che vogliamo dimenticare, come dire, non vogliamo essere più, ma, dice, non siamo diventati qualcosa d'altro. I Balcani rappresentano oggi quello che ho definito una sindrome, la sindrome del mondo che va a rotoli. Quando ho scritto 3, alcuni anni fa, il libro è abbastanza datato, è stato pubblicato pochi mesi fa, ma è abbastanza datato, perché non sapevo cosa farne del libro, perché mi sono fatto la domanda, i Balcani sono di moda? Era scoppiata la guerra in Ucraina quel tempo, nel frattempo. Oggi abbiamo anche altre guerre. E mi chiedevo che senso ha parlare dei Balcani. Invece poi probabilmente, anche facendo presentazioni, parlando in giro, vedendo, insomma, colloquiando con le persone, ho scoperto che in fin dei conti sapere la storia dei Balcani significa sapere la storia, tutta la storia forse del mondo. I Balcani hanno vissuto ogni tipo di guerra, dal Medioevo in poi e prima ancora, quando sono state le invasioni slave ad esempio. Cosa sappiamo noi delle invasioni slave? Noi sappiamo degli Ostrogoti, dei Visigoti, degli Unni, a scuola ci dicono tutti queste cose, tutto ci dicono. Della invasione degli slavi ne sappiamo niente. Eppure è stata un'invasione che è durata molti secoli, dal VI al IX secolo d.C. È un'invasione che non erano gli Unni che hanno massacrato qui Aquileia, ne sappiamo qualcosa, quasi pacifica, dei popoli che sono arrivati. E poi cosa è successo nei Balcani? Tutto questo, chiamiamolo così, mosaico caleidoscopico, pieno di colori, con tante tessere messe dappertutto. Ecco, Fornasaro ha dato delle risposte nel suo libro, che non per niente si chiama Sconfinare, sopravvivere, sconfinare per sopravvivere. La risposta che lui dà vuole dare una risposta partendo dal 500, dal secolo 500, che è un secolo di turbolenze in Europa, il secolo che seguiva le eresie, che quindi avevamo la riforma che iniziava, no? È un secolo di lotte incredibili, no? Perché da quel secolo probabilmente iniziano questo mosaico, inizia a formarsi questo mosaico balcanico. Io non vi dirò tanto dei racconti che fa Fornasaro per spiegare quello che era successo. Parla dei Balcani e parla anche e soprattutto forse dell'Adriatico orientale, la costa
quindi Venezia in sostanza. Ci sono una decina di racconti collegati a questo tutte del Cinquecento, ma che ci danno l'idea di cui è nato questo mosaico. Vi faccio solo degli esempi brevi. Fornasaro parla di un signore a Ragusa, nella piccola repubblica marinara di Ragusa, che nel Cinquecento soprattutto era grande competitor con Venezia. E c'è un personaggio, parla di un personaggio che ha navigato per tutta Europa e dopo alcuni anni di questo lavoro aveva fatto un gruzzolo ed era diventato possidente, era diventato armatore, aveva le gallee. Tra parentesi vi dico, Ragusa, 10.000 persone, 20.000 persone, la città in sé, poi insomma lo Stato era un po' più grande, ma aveva nel Cinquecento una flotta mercantile di galee, pare ci siano stati 500, ma era pari questa flotta a quella di Venezia, mercantile comunque, poi Venezia aveva la flotta militare. Ma per i traffici mercantili Ragusa nel suo piccolo era grande, era importante quanto Venezia. Allora questo signore, Brco è chiamato, era diventato possidente e ha deciso di sposarsi. E va dai francescani. I francescani nei Balcani sono già presenti dal 300, no? Sono presenti da sempre, soprattutto sulla Erzegovina, la parte orientale, la parte occidentale della Bosnia e su tutta la costa. Va dai francescani a farsi fare il contratto, a farsi scrivere il contratto matrimoniale. Si vede che a quel tempo si usavano, insomma, non si usano ovviamente. Il frate francescano mette nel contratto questa clausola. Attenzione, gli eventuali figli nati dal matrimonio, metà saranno battezzati secondo il rito romano, cattolico, e l'altra metà secondo il rito orientale, ortodosso. E questo capitava nella cattolicissima Ragusa. No? Ma cosa sta a indicare? Che questo mosaico di diversità, di connubio di diversità, non era soltanto sul territorio, un villaggio, una famiglia, una casa, ma era il mosaico anche dentro le persone, le coscienze, la religione, la morale. E questi sono i Balcani. Vediamo un altro fatto. Fikret, un altro racconto di Fornasaro. Fikret è un bosniaco, un cavaliere. Nel Cinquecento la Bosnia era tutta sotto l'impero ottomano. Un cavaliere, erano chiamati, mi sfugge adesso il nome, vediamo se ve lo trovo, spies erano chiamati, erano dei cavalieri, dei guerrieri, dei cavalieri dell'esercito turco, ma erano bosniaci. Tutto l'esercito turco, che era nella Bosnia, in tutti i Balcani, che aveva conquistato i Balcani, non era fatto se non nei capi superiori da turchi, ma erano locali, erano soprattutto bosniaci. No? Ricordate senz'altro l'opera la dramma di Pierpaolo Pasolini, I Turks in Friuli, dal Friuli,
no? Dove parla appunto che lì era un'invasione, quelle incursioni che facevano i turchi in Friuli alla fine del 400, comunque sono continuate anche nel 500. E tutte queste incursioni erano fatte da bosniaci, serbi, macedoni, e fra questi c'erano anche non solo dei musulmani, cioè dei bosniaci convertiti all'Islam, ma erano anche dei cattolici, dei cristiani, no? Che facevano queste incursioni, tra parentesi, perché facevano incursioni, venivano e tornavano poi in Bosnia. Erano soldati, ma di soldo non se ne parlava, no? Il compenso di questi militari era la razzia che facevano, era il bottino che riuscivano a portarsi a casa. Quindi qui in Friuli le 11 mi pare invasioni che sono state fatte, incursioni più che invasioni, venivano fatte nel mese di settembre-ottobre, quando il raccolto era già fatto. Quindi venivano a prenderselo quando era già fatto. Torniamo, scusate la divagazione, torniamo al Fikret, guerriero musulmano, di famiglia bosniaca, di famiglia musulmana, convertita, anzi, dice Fornasaro, di una famiglia bogomila, come diremo in un grosso discorso. Dal X secolo in poi, fino al 1400-1500, i Balcani vivono un'intensa attività religiosa, diciamo. La Bosnia ha una chiesa cattolica, cristiana, romana, ma autonoma da Roma, ad esempio, però nasce nei Balcani, si sviluppa soprattutto in Bosnia, un'eresia dei Bogomili, si chiamano, no? Un'eresia nata in Bulgaria, poi si è trasferita e ha avuto piede soprattutto in Bosnia. Era un'eresia che non voleva il Papa, non voleva la gerarchia, non voleva quindi i preti, non voleva... si scontrò ovviamente con il Papa di Roma, no? Quindi la fine di questa eresia poi è stato che tutti gli adepti al bogomilismo si sono convertiti all'Islam. Quando nel 1463 o 64 mi pare la Bosnia è stata totalmente occupata dai turchi, no? Dagli ottomani, molti bosniaci si sono convertiti, una buona parte per problemi di convenienza, perché c'erano delle agevolazioni, soprattutto fiscali, da parte dei turchi, non facevano pagare le tasse, insomma, in sostanza, no? Se uno si convertiva. Difatti le tasse poi le pagavano soltanto i contadini cristiani. E da qui nasce in Bosnia che le città erano musulmane, mentre la campagna era cristiana, ortodossa o cattolica, no? E le città, Sarajevo, le grandi città, erano tutte e sono tutte tuttora musulmane. La conversione poi ha interessato anche questi bogomili, perché in contrapposizione al Papa di Roma, che poi voleva far comandare in Bosnia tramite un vescovo ungherese, i bosniaci figurarsi se questi volevano, se nei Balcani questo fosse possibile, tutti quanti per ripicca, così pare sia nella storia, per ripicca si sono convertiti all'Islam. Quindi questo Fikret, di famiglia iniziale bogomila, quindi eretici, cattolici eretici, no? Che hanno avuto poi questo percorso di conversione, no? Di conversione un po', diciamolo così, polemica, no? Nei confronti del cattolicesimo, e quindi poi diventato islamico.
guerriero islamico, poi, nella vita e nel racconto che fa Fornasaro, nella vita sua diventa grande e fedele amico del rabbino di Sarajevo. Quindi capite che anche tutte queste divisioni religiose poi ci sono, esistono, esiste questo mosaico, queste tessere del mosaico buttate là, una qua, una laggiù, ma tutta nella sostanza dopo c'è una convivenza enorme. Un'altra piccola parentesi, gli ebrei, no? Ho parlato del rabbino di Sarajevo. Sarajevo, prima all'inizio del secolo del 1900, del secolo scorso, era la città, pare fosse stata la città con il maggior, in proporzione, con il maggior numero di ebrei in Europa. C'è stato tutto il flusso dei sefarditi, degli ebrei sefarditi, che dalla Spagna, poi tramite l'Italia, Ferrara soprattutto, e tramite Ragusa, sono arrivati a Sarajevo. Pare che a Sarajevo ci fossero sul 15% della popolazione fosse ebraica, di religione ebraica. Vi ho raccontato solo marginalmente un po' quelli che sono quello che è lo status etico, religioso della Bosnia e dei Balcani, no? Il libro di Fornasaro ne racconta altri fatti, ma ho voluto raccontarvi questi due così, che sono emblematici senz'altro. E tutti questi fatti, un po', se andiamo a studiarli a fondo, ad analizzarli, ci fanno senz'altro capire il perché poi la storia è stata così pesante, come dice, con la Bosnia, no? Le guerre, prima delle guerre degli anni 90, 92, 95, la guerra di Bosnia, il territorio ha vissuto periodi di paci e periodi di trambusto, diciamolo così. Quando i turchi se ne sono andati, sono arrivati gli austriaci, tutta una lunga storia assurda, una storia dei secoli passati. Voi pensate che l'Austria ha occupato la Bosnia nel 1866, 78, ha occupato la Bosnia in virtù di un trattato di pace di Berlino, ma aveva un'occupazione amministrativa. Dal punto di vista di legalità legale, giuridico, la Bosnia manteneva essere sotto la sovranità turca, ad esempio. Sono cose che impensabili per noi oggi, no? Ma cose che al tempo sono esistite. Lì ci sono stati dei moti ovviamente contro le invasioni, ma soprattutto per il risorgimento serbo, no? Ma poi le guerre balcaniche all'inizio del Novecento, no? Che hanno portato effettivamente all'allontanamento dei turchi, finalmente all'allontanamento dei turchi, no? Poi durante la seconda guerra mondiale ci sono stati degli eccidi terribili, soprattutto tra croati e serbi, no? Non so se mi avete mai sentito le orecchie Jasenovac, il campo di concentramento di Jasenovac, che è in Croazia, dove in Croazia a quel tempo lì esisteva un regno fantoccio, come a capo un Savoia, il quale non ha mai messo piede a Zagabria, ma un regno chiamato dallo Stato indipendente di Croazia, quello di Ante Pavelić, anche questo è un nome che ricorre ogni tanto, no? E Jasenovac, che fu un grandissimo campo di concentramento, pare siano morti milioni di persone, tra serbi, ebrei, zingari,
no? Ma poi abbiamo avuto, ma anche subito dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, abbiamo avuto i problemi del confine orientale nostro. No? Anche qui derivano sono tutte questioni, tutte lotte che hanno l'origine, che Fornasaro dice del Cinquecento, ma che hanno un'origine storica che ha coinvolto tutti i Balcani. Qui su questo problema del confine orientale, già che è nostro, lo conosciamo, è a due passi, vorrei fare un piccolo intervento sull'Istria, che magari non è propriamente oggetto dei volumi, ma così una chiacchierata sull'Istria, su quello che è oggi, per capire quello che è oggi anche tutti i Balcani, e la Bosnia e tutto il resto dei Balcani, anche se l'Istria non è Balcani. Oggi l'Istria noi la conosciamo perché ci andiamo al mare, magari, soprattutto andiamo in vacanza, ci piace. Friuli, poi Aquileia, il patriarcato era anche in Istria, insomma, e tra Friuli e Istria ci sono tantissime comunanze, tantissime eguaglianze, il cibo, la cultura contadina, no? Sono due mondi nostri uguali, complementari, senz'altro. Però oggi, e una volta gli istriani guardavano l'Italia, pensavano solo all'Italia. I cantieri navali di Monfalcone oggi hanno altre risorse, ma erano sostenuti dai saldatori dell'Unica Pola, no? Tutti gli istriani volevano venire a lavorare in Italia, no? Poi l'Italia aveva tutte le sue normative complicate. Adesso non esiste più questo. Chi vuole lavorare all'estero è andato in Germania. In Istria non esiste, come da noi, in Italia, non esiste più la manodopera. Se andiamo in ristorante, se andiamo in albergo in Istria, troviamo dei giovani che vengono dalla Slavonia, che non sanno una parola di italiano. No? I gelatai a Parenzo sono kosovari, no? I pizzaioli lo stesso, no? Comunque fanno la pizza buona come l'italiano, no? E gli italiani di Istria dicevano: siamo qua, siamo nati in Croazia, siamo qua, ma da italiani oggi nella stampa croata, nella cultura croata, no? nella vita croata, oggi sono croati italiani. Io ne conosco tantissimi. E per loro stessi ormai questa metamorfosi è completata, è finita. Da italiani d'Istria magari, o istriani, sono passati a essere croati italiani. E questo succede solo con gli italiani. In Croazia, io vedevo la stampa, sentivo la televisione, si continua a dire croato bosniaco croato di Bosnia, serbo di Bosnia, serbo di Croazia. La Croazia aveva una grandissima minoranza serba, no? Ed erano chiamati, riconosciuti come dei serbi di Croazia. E noi, gli italiani, non sono più italiani di Croazia, ma sono croati italiani. C'è una differenza, perché sono diventati un aggettivo. Questo per dire che
non è più l'Istria di una volta. Poi possiamo dirlo, non sono più i Balcani di una volta. C'è un libro di un amico, un certo Mauro Tonino, che si chiama Rossa Terra, che è la terra dell'Istria, che narra i fatti del nonno di un mio amico istriano, che poi vive a Udine e lavora a Udine. In soldoni, in questo libro, un nonno accompagna un nipote con la barca vela, no? Per la costa istriana, ormeggiano una sera, noleggiano una macchina e vanno a cercare la foiba di Vines si chiama, vicino Pinguente circa. Perché? Perché lì era stato infoibato uno della loro famiglia e vanno a cercarla. Arrivano al paese, chiedono a vecchi, a giovani, sapevo che sei ma non sapevo dove. Poi trovano un vecchietto, uno solo, che li ha accompagnati a vedere. Cioè, si sa che c'è l'Istria, ma non esiste. Non sappiamo, non ci interessa. I tempi sono cambiati, le cose sono cambiate. Un'ultima cosa. Chi conosce qualcosa dell'Istria immagina quello che posso dire adesso. Vi parlo di Santa Domenica, che è un paese dell'Istria vicino a Misinata. Il cimitero di Santa Domenica, non so se si possa dire, ma è un bel cimitero, bello. Non so se si possa dire dei cimiteri. È circondato da giovani piante di olivo, no? Le cui fronde ballano così con la brezza del mare che in fondo tra le foglie, tra i rami si vede il blu del mare. Ebbene, si entra nel cimitero di Santa Domenica e si trovano tantissime tombe, lapidi, col nome Cossetto, e tantissime lapidi col nome Cosceto, con la K iniziale e la S con una S, la S con quell'apostrofi, pipetta si chiama, no? Quell'apostrofi che si usa nell'alfabeto serbo-croato. Quindi tantissimi Cossetto e Cosceto per croato. Ma solo chi sa la storia del cimitero di Santa Domenica, solo chi sa riesce a trovare, altrimenti nessuno lo trova perché è nascosta. Si trova una piccola lapide così, 20 centimetri per 20, nascosta. Solo chi lo sa la trova. E sopra, sulla lapide, c'è il sorriso di Norma. È nascosto. C'è, la storia c'è, ma ormai tutto è nascosto. E così forse anche tutta l'Istria e tutti i Balcani. Per quello io mi ponevo il problema, ma i Balcani sono ancora di moda? L'avevo scritto nella carta di copertina, no? Quando è stato pubblicato, di questi tempi, un libro che parli, seppur solo per un terzo, della Bosnia, è fuori moda. Ucraina batte Bosnia almeno 10-0. Oggi Palestina batte Bosnia, che ne so, 1000-0, non lo so. Va bene?
Bene, grazie. Mi sembra tutti i punti che hai toccato molto importanti per questa nostra terra, importanti in generale, perché sono luoghi che parlano di un'umanità che si incrocia, che si incontra, che si scontra, che è l'umanità fondamentalmente. C'è ancora l'Istria, ci sono ancora questi paesi. Mi è piaciuta questa cosa che dicevi alla fine, che alla fine le cose ci sono, ma sono nascoste. A volte forse è un bene che sia così, cioè che le cose ci siano, perché ci sono, ma che nello stesso tempo non determinino il presente in un modo che renda impossibile costruire qualcosa di nuovo. Così come il fatto che poi non ci siano o vengano dimenticate potrebbe essere al contrario anche un percorso di dimenticanza che non aiuterebbe a costruire questo qualcosa di nuovo. È sempre una contraddizione, un paradosso. E volevo chiederti però se ci dici anche un po' qualcosa di Tre. Tre è un libro abbastanza interessante già dal titolo, sono 3 paesi, tre storie con 3 protagonisti. Non so, magari ho uno sguardo generale, oppure se magari ci racconti una cosa specifica di questo che poi nasce direttamente un po' anche dalla tua esperienza. Allora, sono 3 storie, 3x3, non lo so, 3 storie di 3 generali bosniaci che si fanno la guerra, nella guerra di Bosnia dal 92 al 95. Alla fine si incontrano in un convegno sulla ricostruzione del paese. I 3 generali sono uno serbo, uno croato e uno musulmano. Si incontrano alla fine, tra parentesi, 2 di questi 3 generali hanno fatto l'accademia assieme, si conoscono da ragazzini, però uno era croato, cattolico, l'altro era musulmano. Alla fine si incontrano, si stringono la mano e si dicono che non è servito a niente. Ci sono 3 storie di 3 sorelle slovacche che vivono in 3 modi diversi la transizione dal comunismo al post-comunismo, e lo vivono in modo totalmente diverso. Ci sono 3 storie di 3 amici albanesi che scappano dall'Albania dopo le vicissitudini albanesi, gli anni delle finanziarie piramide, non so se vi ricordate per televisione, o quando vi ricordate in televisione che arrivò la nave Vlora piena con 30.000 albanesi sopra, 30.000 su una nave. E questi 3 scappano dall'Albania con gli scafisti, imbrogliati anche dagli scafisti, eccetera. Arrivano in Italia, per storia arrivano a Gorizia, dove lavorano, ma hanno una difficile integrazione in Italia. Queste 3 storie, ma c'è anche un capitolo messo come tra parentesi, considerato con poca importanza, ma che parla di 3 furbi che sono un croato, un serbo e un montenegrino. No? Vi racconto una piccola cosa su queste, perché questi 3 furbi sono lo specchio di quello che era la Jugoslavia, ad esempio. No? Vi racconto questa, è una battuta, una storiella che girava nei Balcani tanti anni fa. Finale dai 100 metri nelle Olimpiadi della Jugoslavia, non esistevano, la storia è così. La Jugoslavia aveva 6 repubbliche all'interno e quindi
c'è la finale dei 100 metri delle Olimpiadi, un concorrente per Repubblica, no? Allora il concorrente montenegrino dopo un po' si ferma, 100 metri sono troppa fatica. Il concorrente bosniaco c'è la corsia, deve correre, ma sbaglia corsia, sbaglia strada e si ferma. Il concorrente Macedonia non si era presentato perché si erano dimenticate di convocarlo, perché in Macedonia non conta niente. Alla fine arrivano al traguardo, pari merito, ex aequo, tagliano il filo di lana assieme, il concorrente croato e il concorrente serbo. E lì iniziano a discutere di chi ha vinto e ovviamente se ne danno di santa ragione. In parte rimane il concorrente sloveno, il quale dice: io dico, questi qua non c'entra niente, sono qui per caso. Vabbè, questi sono i tre furbi che sono in fila, sono tutti e tre uno dietro l'altro, in fila all'app vaccinale di Belgrado e se ne raccontano le storie dell'ex Jugoslavia. Tutte queste storie, le tre storie dei tre generali, le tre storie delle tre sorelle, le tre storie dei tre amici albanesi, poi alla fine si condensano, si integrano, diciamo così, in una forma, a mio avviso, abbastanza originale, perché dall'alto il Padre Eterno li vede e commenta quello che è successo. Però qui mi fermo, non ve lo dico, poi alla fine. Naturalmente il consiglio poi è anche di leggerli questi libri. Io quello di Fornasaro lo sono sfogliato, ma 3 ho avuto l'opportunità di leggerlo. Devo dire che è scritto anche molto bene, una scrittura molto piacevole e molto interessante, pur essendo tematiche, così come stiamo sentendo, anche abbastanza specifiche e particolari. È un bel libro proprio anche dal punto di vista letterario. Non so se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, un'osservazione, prego. Una parola approfitto della sua conoscenza di un argomento a me ignoto, devo dire la verità, ma una parola sul disegno che aveva Tito nell'unificazione di questa terra, no? Di questa cosa, quindi cioè la Jugoslavia che lei ha accennato prima, era un disegno completamente sbagliato, era già scritto, aveva già in sé i germi della sua distruzione. Non so, può fare un commento su questa cosa? È difficile, Grazie. Sarei il ministro degli esteri a sapere queste cose. Io penso che molto della convivenza imposta da Tito sia dovuta a 2 fattori. Primo, un fattore ideologico. Il comunismo ha legato le popolazioni diverse. C'è una differenza enorme tra, che ne so, un macedone e uno sloveno, di cultura, di formazione, di posizione in Europa. Secondo, poi, il solito regime staliniano, la polizia politica jugoslava non era una cosa da poco, insomma. Goli Otok, la storia di Goli Otok è svelata da Stocco, no? Un scrittore italiano che vive a Fiume, rivela questo, insomma, non eri d'accordo, finivi in campo di concentramento, insomma. Ci sono delle tesi, una delle quali è anche spiegata, citata da Paolo Rumiz nel
libro Maschere per un massacro, libro scritto subito dopo la fine della guerra di Bosnia, ma non solo da lui, che interpretano la guerra di Bosnia dovuta alla fine del comunismo. Finito il comunismo è finita la Jugoslavia, si è tutto sciolto. Mentre alcuni paesi, non so, pare la Romania ad esempio, la Romania ha avuto una scossa con l'assassinio di Ceausescu, la Cechia e la Slovacchia non hanno avuto nessun problema nella transizione. Io nel libro della transizione in Slovacchia parlo di altre cose, non della situazione politica. La situazione politica a Praga e a Bratislava è mutata tranquillamente, veniva chiamata la rivoluzione di velluto, no? Quella del cambiamento dal post-comunismo. La Jugoslavia invece, finito il comunismo, ha creato questa guerra. Perché? La tesi è una guerra di potere. L'elite, la ex elite, soprattutto burocratica del regime, non avevano più il collante ideologico e si sono fatte la guerra per questioni di potere, per crearsi un proprio potere. Quindi da qui sono venute fuori le vecchie nostalgie della grande Serbia, della grande Croazia, della piccola Bosnia magari, e hanno creato queste maschere, per dirla con Rumiz, hanno creato questo massacro. Ma quindi i nazionalismi, a suo giudizio, non giustificherebbero la disgregazione di questo Stato? Allora, la tesi è che dice che si parla di pulizia etnica, no? Il nazionalismo poi porta alle pulizie etniche. Ma la tesi è che dice che la guerra non è causata dai nazionalismi, dalle divisioni etniche, ma le divisioni etniche sono state causate dalla guerra. Cioè c'era una convivenza, c'era stata. La sete di potere di gruppi, chi croato, chi serbo, chi anche bosniaco, in fin dei conti Izetbegović, che era il leader dei bosniaci, voleva uno Stato musulmano, uno Stato come, che ne so, come l'Iran. Questi si sono fatti la guerra per il proprio potere, tirando fuori dal cilindro come i maghi la questione etnica. Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Volevo solo una precisazione per me. Norma Cossetto, la lapide piccolina nel Camposanto. Un altro esempio, che pochi lo sanno, Basovizza. Tutti conoscono Basovizza per la foiba, ma per il monumento degli eroi di Basovizza nessuno sa. 8 volte sono state cancellate le tabelle del monumento degli eroi di Basovizza. 8 volte. Non dico altro. Capisci? Siamo lì. Tutti conoscono Basovizza. La foiba, i 2.000, i 3.000, i 4.000, i 5.000, 7.000, che poi sono tutto balle. Però il monumento dei caduti del Tribunale Speciale di Roma, eccetera, eccetera, non so se lo sapete, ma c'è un monumento a Basovizza che ricorda i Mussolini.
Sì, ho capito. C'è stato anche il presidente C'è stato Mattarella. Sono andato della mano, sono stato anche Mattarella, però gli abbiamo chiesto già 77 volte quando verrà a Bonazzi, quando verrà a Rabat, e dice e risponde sempre dicendo questo: i tempi non sono ancora maturi. Capite Mattarella? Sarà prigioniero anche lui di qualcosa, no? Forse lui vedeva. Sì. Io ho detto prima. Rasovizza è un esempio, ma ne posso fare tanti esempi. Sì, ma c'è stato un periodo abbastanza breve questo della Repubblica. Scusi, e poi sa cosa dicono? Ma sono solo 6 i fucilati sloveni, sono solo 6. Invece in Foiba ce ne sono, chi era che parlava di 10.000 in Foiba. Sì, americani stessi C'erano più in Foiba, a Basovizza, bisogna di controllarsi. Le ho detto, è un piccolo periodo, quello dello Stato indipendente di Croazia, che ha creato queste cose qui. Insomma, l'Italia fascista di quel tempo gli è andato dietro, anzi era sponsor di quell'operazione. No, quindi da lì è nato il campo di concentramento di Arpe, no? Che poi ultimamente mi hanno detto non era molto tragico, come mi hanno detto, insomma, non lo so. No, si moriva di fame e di malattie. Come gli altri abitanti, mi hanno detto, ma come gli altri abitanti dell'isola. Anche Gonaz non era tragico. Sì, ma mi hanno detto... Mia moglie, che la mamma era prigioniera a Gonaz, o ospite, perché dicevano, siete ospiti. Vi abbiamo salvato la vita, vi abbiamo portato a Gonaz. Bruciando il paese a Maloselo, dietro il fiume, che non c'erano italiani, che non c'era niente. Ecco, quando sono arrivati a casa ci parliamo di queste cose, però volevo fare solo l'esempio di Basovizza con il fatto della Norma Cossetto, della sua famiglia, di suo papà, insomma, sappiamo tante cose. Va bene. Beh, sono temi questi che ci avvincono sempre molto. Basovizza conosco bene, ho anche fatto un discorso 4-5 anni fa, ed è molto importante questo di ricordare tutto quello che è successo. Bisogna ricordare tutto, una parte e l'altra, no? Sì, che poi non erano soltanto loro, ma ce n'erano anche tanti altri dopo, Picco Tomasi, successivamente. Ma diciamo che parliamo di un periodo tragico che tuttora parla fortemente dentro di noi. Io direi di passare, di ringraziare Lorenzo De Giusti, un bel applauso. In fondo c'è la possibilità di prendere il libro, i libri anzi, e di continuare a riflettere, perché io penso che di questi temi qua dobbiamo parlare. Il problema è che a volte, anche a Gorizia 2025, si dice parliamo delle cose che ci uniscono, non parliamo delle cose che ci dividono e tutto, ma questo è un limite, perché se vogliamo veramente costruire qualcosa insieme bisogna che la storia sia fatta vedere in tutte le sue dimensioni, non soltanto in una o nell'altra. Io darei la parola adesso, cambiando completamente argomento, Capolani, Vittore, che ci racconta un po' e ci invita poi anche, immagino, a provare. Buonasera a tutti, metto qui così, non nostro rispetto a nessuno. Niente, io mi chiamo Roberto Marcolini, sono il direttore della tenuta Capolani, ci troviamo qui nella zona di Aquileia, e innanzitutto volevo ringraziare a Olga e tutta l'associazione per il grande lavoro che ho scoperto questa sera stanno facendo da parecchi anni, ed è un impegno visto solo dalla locandina degli eventi non da poco, quindi complimenti e grazie per portare avanti questi eventi importanti. Per noi è un piacere non
Consorzio DOCA Friuli Venezia Giulia, essere partner e far conoscere un po' i nostri prodotti. Nello specifico la Cabrani, la mia azienda, si trova con i vigneti situati sia nel comune di Aquileia, in terzo d'Aquileia, Cervignano e Aiello, quindi rappresentiamo un po' quella che è il territorio anche della DOCA Aquileia. Voi sicuramente saprete che la nostra è una piccola regione, il Friuli Venezia Giulia rappresenta il 3% della produzione nazionale, quindi siamo veramente piccoli, ma rappresentiamo un'altissima qualità, siamo riconosciuti per l'alta qualità dei nostri vini. In modo particolare abbiamo un territorio che ha peculiarità molto diverse. Sapete, nella nostra regione ci sono una decina di zone a denominazione di origine controllata diverse, dall'Aquileia, che è qui dove ci troviamo, all'Isonzo, al Carso, al Coglio, Colli Orientali, Grave, alla Pisanani. Ci sono veramente tante le aree che hanno delle caratteristiche peculiari specifiche, ma tutte con un denominatore comune, che è quella della qualità dei vini bianchi, ma anche dei vini rossi. Siamo veramente forti e siamo uniti da una caratteristica comune, che è quella dell'aromaticità e della qualità dei nostri vini, che vengono rappresentati a livello nazionale e anche internazionale proprio anche dalla denominazione DOC Friuli Venezia Giulia, che serve proprio per dare forza a questi nostri prodotti. Noi questa sera abbiamo il piacere di farvi assaggiare uno dei nostri prodotti, un Sauvignon Blanc. Abbiamo scelto questo perché sappiamo che il Sauvignon Blanc è una delle varietà che a livello regionale in tutte le nostre denominazioni, e quindi a livello regionale proprio, ci rappresenta. È una varietà aromatica, una varietà che si sposa molto bene con i piatti anche tipici tradizionali delle nostre regioni, quindi soprattutto con il pesce, con gli asparagi, ma che secondo noi va bene anche così come aperitivo, perché ha un'aromaticità molto piacevole e molto riconoscibile. Io non voglio portarvi avanti sul discorso, che parliamo magari davanti a un calice, quindi se si finisce con me io vi inviterei subito a tutti a un brindisi, e ancora grazie per